saghetto per voi, acqua rasa. Tu sai che potei per bene da fare sti versi, vero? A te insiste ora. Ara, ti senta per un tocco di peperonata sue seie. E là. E ora, come stai, me putea? Ben, Te ghetto fai i denti. ancora? Ma mi suonava ieri? Ma sito sicura? Forse ieri l'altro? No, perché te gonfia che brucia gli occhi. Te conviene avarti col bicarbonato sto giro. Ok. E birichina, me bambina. Ma non so mia sta misa Tu verso uno Stargate verso gli inferi. Ma dai! Ma dopo te desfilletto? Gliene un'altra per caso. Piccola. Ostrega, se ti fa domenica in cesa te crepi i marmi. Se sta al mangiare? Guarda te a te che è una sera. Che t'ho fatto a cacca? Un pochetta. Un pochetta. Vediamo il dottore cosa che dice. Cosa ha avuto che diga? Sarò marsa dentro? E ora te butteremo via. Ok, te va bene? No, dai mamma. Domani vediamo, ok? Va bene. Lavate i denti. Notte. Sto Ratzinger, accetto l'amicizia o no? Attenzione! È fuggita una tigre dalla sala operatoria, si chiama Bimba. Chi la vede? Contatti la direzione. Grazie. Ho visto le foto. No, non gli ha dato mica l'amicizia. Fai provare al tuo cucciolo il backline. L'antifilaria in supposte. Oh, sei qua, signora. Buongiorno dottore, ora come sta me putea? Ecco, volevo proprio parlarle di questo. Perché sei qua? Questa è una clinica veterinaria? Ciao, in ospedale mi ha detto che quello che ha non è umano. Ah, non sei umano, no? E come che non sei umano? Dove sei il libretto? Ah, ecco. E ora, che nome che diamo a sta boccia? Che nome che demo? Dottore, mi fiaga sa il nome? Se chiama Regan? Regan, è brutto anche un can sto nome. Ho scelto mio marito. Signora, la situazione è questa. Bisogna fuori dagli esami. Filariosi cardiopolmonare, cimurro, gotta, pies gonfi, putrescenze intestinali e dopo agalpeo grasso, psoriasi e non incarnato. Ma come è possibile? Non lo so, capita se ti si indemonia? Cosa dici? Se per fare un esempio, è ovvio che Sofia non si indemonia, ma se per fare capire che ha i sintomi del Nosferatu col fuoco di Sant'Antonio? Ho capito. E come fai a guarire da sta roba? Non lo so. Che sarà pure qualcosa da fare. L'anno scorso ho conosciuto un veterinario che diceva di essere bravo a curare. Che Regan sta qua? Lo so. Saro, senti che era. Fammi pensare. Ho conosciuto Caltana al Voodoo Child. Ma Caltano che era al Porto dei Santi. No? Il Porto dei Santi era a Murella di Villanova? Ma scherzo. E ora la Moaro dove ieri? La Moaro ieri in frazione a Moaro a Mira. Sono parallela di dove che sta adesso i cancari. Ogni modo, tornando a Sofia Regan, femo così. Mi mando a casa sto specialista col suo aiutante. Basta che andai via, a me che vi impestato tutta la clinica. Quanto che devo? E a pago mi se ne via subito. Siamo arrivati, dottore. C'è 350 euro. Ciappa, ma non sei un fiacaro. Se venerdì 13, se mezzanotte, io con la mia spirita, dove devo andare a ste ore? A spergiare i tombe? Curi, va via. Auguri, dottore. Oh, ma devo mettere in culo. E dove credo che sia di andare? Madonna. Cosa devo cagarmi addosso? Buonasera, signora. Sta qua, Regan. Sì. Avevo sentito mia spusa. Buonasera. Salve. Salve sto casino. Ah, Gianni! Oh, sì, tu sei arrivato? Sono arrivato col Bragosso. Ah, sì? Sì, perché i taxi costa la Ah, sì, massa. non sto a parlarmene. Ieri a Toseta sta qua. Sì. Che fogna. Quasi che c'è sua mamma. Dai, non ho mai sentito un lavandino simile. Oi, Mercedes, come mai sti dottori si vestiti da prete? Non lo so, adesso che domandiamo. Signora, siamo vestiti da preti per non impressionare a boccia. Ma, di sti tempi.
Mi dica, in cuoco sarà a mangiare? Pastisso, 2 scuglieri di trippa, una fortaia, 2 uovi duri e pan con marmeata. Così poco? Anche 2 fugassette. Ciao dottore! Non correva che venisse. Stago meglio adesso. Ciao Regan, vedo che te stai meglio, ma te fa su stesso una visitina, dai. Bisogna proprio. Sì, dai, ora, 2 secondi e ho finito. Ciao, magari è fogna rotta in sta casa. E che se una spusa inverosimile? Là. No, Crosi. Io chiedo che aiuto al signore qua. Ah, senti che odore. Aspetta che tiro fuori anche l'olio 31. Un po' con camì, Gianni. Ciapa. Grazie. Là. Stalla mai ferma sta boccia. E ora? Mi diria intanto di fare un tocco a saliva per vedere se hai placche. Gianni! Te ciapà. Ecco. Grazie, Regan. Devo cercare di avvisarti. Te mega sparagnare al lavoro. E ora? Adesso tiro su sti campioni. Li portiamo in laboratorio per analisi. E fece femo un'altra volta. Pa forza. Avuto che ha messo terri tutti do. Cosa? Sarà che a bocca. Cosa che tu mangiato? Un similitero? Forse se ben, che se fermiamo una scianta per me. Sarà ben. Mi morti. Che spusa. Basta qua che vuoi l'esorcista? Che ho portato un tè, dottore. Ah, grazie. E ora? Ora, signora, mi non so che dieta che avevi in sta casa. Perché? Ma Sofia pare che abbia mangiato d'argento con scarpe da tennis. Mi non voglio offendere, ma mi gira ancora la testa. Avevo visto tutta la mia vita passarmi davanti. Ma cosa che devo sta povera Crista? E a Vardi, di solito a Magna Verse? De solito. Quanto de solito? Ogni giorno? Ciao. Ma su Mario, come se c'ha? Mario Cappusso? Infatti, sto te mi fa Mi da scusi, cagare. dottore. Mi porti via. Non voglio neanche sapere come cazzo sta fatto. Dottore, vuoi anche un fiore di tè? No. Sicuro? Con Gianni si avrà rimesso, mi mandi su, che femo clistere a sta boccia. Ah, Sofia, mi apporti qualche volta a McDonald's, che a me cacciapa una sburgonata d'aria fresca.